Traccia qua. Carissimi, rieccoci insieme, ben ritornati come sempre con lo SPCGL del Veneto per darvi consigli, suggerimenti, tante informazioni utili e importanti, come giustamente anche osservate voi quando ci chiamate, e poi sollecita anche voi a scriverci come sempre oppure lasciare i vostri messaggi di segreteria, perché poi sono di spunto e di stimolo per approfondire altri temi. Con chi? Come sempre con la nostra Rosanna Bettella, ben ritornata qui con noi, grazie di essere in studio, responsabile previdenza dello SPCGL del Veneto. E ben ritornato Daniele Tronco, segretario organizzativo SPCGL. Allora, c'è da fare il punto su diversi aspetti molto interessanti, quindi li affronteremo e daremo anche delle informazioni estremamente importanti e utili. Daniele Tronco, facciamo un po' il quadro della situazione e dopo vi farò anche delle domande relativamente a possibili modifiche per quel che riguarda il mondo delle pensioni che sono state lanciate, fatte, provocate e che giustamente a molti nostri telespettatori interessa capire il punto di vista anche del sindacato che ha in mano numeri. Voi calcolate, valutate le pensioni, vedete anche i problemi che hanno gli anziani, quindi potete dare un'osservazione in qualche modo apolitica, insomma, staccata da quelle che sono le propagande. Sì, allora diciamo che il 2018 si presenta come l'anno dove ci sono delle novità per i pensionati, poi le elencheremo diciamo un po' più nel dettaglio, ma quello che va evidenziato è che nel 2018 c'è l'attuazione di un accordo che è stato sottoscritto nel 2017 con il governo e che adesso inizia a trovare diciamo pratica attuazione. Per esempio, ma poi la Rosanna entrerà più nel dettaglio, noi con quest'anno cessa il contributo di solidarietà, cosiddetto contributo di solidarietà, che alcune pensioni erogavano per effetto appunto di una vecchia norma che decurtava le pensioni fino a un certo reddito, le decurtava con un contributo appunto cosiddetto di solidarietà per alcuni fondi speciali. Questo è un esempio, ma c'è anche diciamo una ripresa della perequazione automatica, certo con dei limiti previsti dalla legge, ma che vede nel 2018 un incremento diciamo delle pensioni. Purtroppo non per tutte. Non per tutte, infatti, questo è giusto precisare, perché c'è un limite di reddito oltre il quale questo limite, questo vincolo permane. Bisogna dire, per fare diciamo una valutazione più complessiva, che purtroppo nella fase di discussione che è avvenuta a fine anno del 2017 non si sono realizzate le stesse cose, quindi diciamo che tant'è che quell'accordo con il governo poi in accordo non c'è stato, perché c'è stato un giudizio diversificato tra le forze sindacali e quindi diciamo che non abbiamo poi proseguito con l'opera che noi ci eravamo prefissi, ma che comunque continuiamo a mantenere come richiesta per trovare delle soluzioni positive, soprattutto per le pensioni fino a 6 volte il minimo, che il minimo ricordo essere attorno ai 500 euro, che è questo l'obiettivo che noi ci poniamo per tutelare il potere d'acquisto dei pensionati, che altrimenti senza questo adeguamento delle pensioni vedrebbero un arretramento della loro capacità diciamo di reddito. Assieme a questo nel 2018 riprendiamo come SPI del Veneto la campagna sui diritti inespressi o nascosti, come diciamo noi, che sono quei diritti che spettano ai pensionati fino a 750 euro al mese, che vanno richiesti, perché se non vengono richiesti vanno persi. Nel 2017 abbiamo realizzato degli obiettivi molto importanti, perché questa è un'attività molto complicata, perché proprio nasce dal fatto che le persone si devono attivare, che non è una cosa automatica,
e noi abbiamo una struttura sul territorio che ha raccolto migliaia di pensionati e centinaia in tutto il Veneto, poi un po' a macchia di leopardo a seconda un po' delle realtà, diciamo che abbiamo aiutato. Noi pensiamo che stiamo attorno ai 2 milioni di euro recuperati sia rispetto al pregresso, perché riusciamo ad andare fino a 5 anni a ritroso e quindi recuperiamo gli ultimi 5 anni, perché come sapete la legge italiana è un po' curiosa, perché se noi dobbiamo dare dei soldi all'INPS, l'INPS ha 10 anni per poterci richiedere di ritorno delle somme indebitamente percepite. Noi invece, se dobbiamo chiedere all'INPS degli arretrati, abbiamo solo 5 anni di ristoro delle competenze, ma ciò nonostante noi abbiamo un volume, diciamo, di soluzioni che abbiamo trovato di una certa consistenza. Nel nostro numero che del giornalino nostro che facciamo in Veneto, Libera Età Veneto, mettiamo anche degli esempi concreti di persone, di pensionati e pensionate che sono riuscite nell'ambito regionale a recuperare questi diritti, diciamo, che avevano e che non gli venivano riconosciuti. Però alla luce di questi numeri che sono veramente spaventosi, sono importanti, come mai magari il sindacato non si fa anche forte la voce grossa a livello nazionale con l'INPS, proprio per dire: ma vi rendete conto di che situazione c'è incresciosa? Stiamo parlando di pensionati che non hanno pensioni incredibili, per poter rivedere il sistema di calcolo, per poter far voi questo lavoro, voi INPS questo lavoro, non noi sindacato, che sì, per perché carità. guardi, cioè, in realtà questa è la cosa strana. Sì, no, è strana, però è strana fino a un certo punto, nel senso che qui siamo in un campo dove la legge prevede che ci sono questi diritti. Precisiamo che l'INPS non fa un atto illegale, diciamo, non è che sia colpa dell'INPS. Il problema è che molti di questi diritti sono conseguenti alla situazione personale che ogni soggetto ha, e l'INPS, al di là diciamo, di una possibilità di accesso alle banche dati che pure ci possono essere, però l'INPS non è in grado di risalire, quindi bisogna che ci sia il soggetto che è consapevole. Bisogna anche dire che poi c'è il tema dell'informatizzazione. Il grande problema che abbiamo per le persone anziane è che, ed è evidente che non è che si può fermare, diciamo, questo processo di informatizzazione, però il fatto che l'INPS non mandi più a casa la busta, diciamo, con riepilogo delle competenze, il fatto che quindi molti pensionati, non avendo questo contatto annuale con la struttura, perdono anche un po' di riferimenti. Ripeto, stiamo parlando di persone molto anziane e soprattutto che hanno vincoli sul limite di reddito. Quindi il problema è che dobbiamo attivarsi e rendere consapevoli le persone che se hanno un diritto lo devono far valere, e diciamo che questa è, diciamo, una delle nostre grandi missioni che abbiamo come sindacato, perché attraverso la rete di collaboratori possiamo raggiungere migliaia e migliaia di... No, ma questo è correttissimo. Sì, potrebbe, per esempio, come l'INPS manda la lettera arancione ai giovani in cui ipotizza la pensione che avranno un domani,
perché non mandare a casa una lettera a tutti i pensionati dicendo, non so, guarda che potresti, esatto, potresti aver diritto anche... Ma faccio l'esempio, no. Sanno tutto di tutti di noi, qualsiasi cosa, perché qualsiasi cosa devi fare un atto. Se una persona è sposata con Tizio, ipotizziamo, lo sanno ufficialmente perché hai fatto 20.000 atti, è una cosa notoria. Tizio muoie, lo sanno perché hai dovuto fare la dichiarazione, boh. Tu mandi una lettera a casa alla povera consorte che magari vive a Campigolino, che ha 90 anni, magari da sola, e dici: guarda cara consorte, condoglianze, sappi che devi chiedere, cioè, ma una semplice cosa, tanto lo sanno perfettamente perché sono cose talmente, ho fatto un esempio banalissimo, però giustamente mi ricordo tempo fa che c'è stata una persona che ci ha scritto, tra l'altro è stato bellissimo perché è arrivata una lettera scritta e là è stato facile anche rispondere dicendo: mio marito è morto 1 anno e mezzo fa, io non sapevo che non vedo che mi arrivi la pensione integrativa. Pensava che gli venisse automaticamente. Esatto, però francamente prima di parlare con voi eccetera, anch'io io automaticamente pensavo che fosse una cosa di default e così magari chissà quante persone, cioè, perché non è che abbiamo tutti una cultura in ogni ambito e che si danno per scontate certe cose, appunto in un sistema informatizzato ai massimi livelli in cui se sbagli una cosa, come dice giustamente Daniele Tronco, la paghi all'esponenziale ancora di più, no? Sì, sì, ma anche poi nell'era digitale in cui certo, credo che basta veramente qualche click, no, per trovare le persone ma anche soltanto la pensione di vecchiaia. C'è un limite, no, la pensione perché uno deve chiederla. Quella dovrebbe essere anche data la pensione di vecchiaia. Certo. Sì. Perché un conto è la pensione anticipata o la pensione di inabilità, per cui insomma quelle sono condizioni soggettive, ma la pensione di vecchiaia, quando sono arrivata al limite che là poi scatta la mia pensione da lavoro, l'INPS ha tutti i contributi, no? Ha ricevuto tutti i contributi, per cui, ripeto, come manda la lettera arancione tutto. ai giovani che crea loro soltanto, come dire, rassegnazione, come dire, tanto la pensione non l'avrò o l'avrò molto bassa, e non mette invece in atto un meccanismo di attivismo, anche di presa di coscienza, ma da un altro punto di vista. Lo stesso si potrebbe fare per alcune, anche solo proprio, anche come dicevi tu, come di informazione. Che renderebbe le istituzioni più vicine ai cittadini. Più informazione, perché poi tutto passa da lì. E sì che siamo bombardati, no? Dalle televisioni, dai giornali, però le informazioni importanti, quelle che servono, e poi soprattutto rivolte alle persone più marginali, più in difficoltà, noi stessi come organizzazione sindacale, insomma, ci sforziamo di far arrivare ai nostri iscritti sotto una certa soglia informazioni relativamente appunto ai diritti inespressi, come dicevamo prima, la possibilità di controllarla questa pensione, di vedere se effettivamente c'è tutto e se c'è qualcosa ancora da poter avere per risolvere i bisogni quotidiani, insomma, che ha una persona anziana. Esatto, sempre dal punto di vista un po' generale, ci sono delle questioni aperte che voi auspicate che poi, quando il futuro governo vada a prendere in considerazione seriamente, vada ad analizzare, tenga conto, a prescindere da quello che potrà essere destra, sinistra, centro, a noi in quest'ambito non interessa, però qualcosa che è stato avviato, che non è stato avviato, che dovrebbe andare avanti, importante. Cioè, diciamo che il tema più complicato che abbiamo è la situazione che si sta oramai sempre più consolidando della fragilità della popolazione anziana, cioè una legge efficace sulla non autosufficienza che è il grande tema. Noi questo mese faremo un attivo nazionale unitariamente ai sindacati dei pensionati di CISL e di UIL, perché vogliamo porre al mondo politico, anche in occasione di questa scadenza elettorale, a tutto il sistema del mondo politico, per chiedere che venga affrontato in termini di interventi
qualificati il tema della non autosufficienza e della gestione di una popolazione anziana che tende a crescere per le dinamiche, naturali del prolungamento dell'attesa di vita, che come sappiamo ha degli effetti anche poi al momento di entrare in pensione. Che è un'azione che qui in Veneto noi abbiamo contrattato con la Regione e adesso siamo in una fase applicativa, anche se ci sono dei problemi, perché poi che le risorse economiche che ci sono ma non sono mai sufficienti bastevolmente, perché che c'è un tema poi di quelle persone anziane che perdono l'autonomia, che vengono recuperate in strutture, le strutture non vengono finanziate, c'è tutto un tema e questo è il grande tema del confronto assieme al tema che ho detto prima dell'adeguamento del costo della vita, cioè le pensioni hanno il problema che se tu non le rivaluti a lungo andare spingono verso la povertà soprattutto le fasce più deboli, che ricordo essere il 60-70, arriviamo della popolazione pensionata, perché noi abbiamo anche questa caratteristica. Insomma. Assolutamente. Torniamo su questi temi, poi vediamo se ci sono anche altri aspetti importanti che possono essere richiesti, auspicati in futuro, tra poco, dopo la pubblicità.